Buongiorno a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio e alla rubrica La partita della settimana. Allora, è la prima giornata del nuovo anno e sono andato a cercare una partita analoga e ovviamente che si sia giocata sia una delle partite in programma in questo turno di campionato, ed è uscito Atalanta-Roma. Parliamo del 7 gennaio del 2001, era la 13ª giornata, eravamo un po' indietro. In quell'anno il campionato cominciò il 1° ottobre per via delle Olimpiadi di Sydney del 2000, quindi solitamente a gennaio si era già all'inizio del girone di ritorno e invece lì eravamo ancora alla 13ª giornata, ma era la prima partita dell'anno esattamente come questa. Anno 2001, l'anno di grazia della Roma di Capello, che vincerà lo scudetto alla fine di quel campionato, e infatti la Roma è lanciatissima in testa alla classifica. Tra l'altro arriva a due partite molto particolari alla fine dell'anno, come la vittoria nel derby con la Roma, con la Lazio, e lo scontro diretto pareggiato con la Juventus, e non è per nulla semplice anche la trasferta di Bergamo per svariati motivi. Intanto l'Atalanta di Vavassori è stata una delle grandi rivelazioni del girone d'andata, era stata addirittura prima in classifica nelle primissime giornate di campionato ed era una neopromossa, veniva dalla Serie B, con Vavassori che era stato l'allenatore delle giovanili dell'Atalanta della primavera e si era portato tanti ragazzi della primavera che tanto bene stavano facendo in quel campionato. La trasferta era ostica sia per il valore dell'Atalanta ma anche per il campo. Adesso vi farò vedere le immagini. Un campo completamente inzuppato d'acqua, fangoso come si usava a quei tempi. Non si rinviavano le partite perché cadevano 2 gocce d'acqua, si giocava su campi e tra l'altro che drenavano l'acqua in maniera peggiore rispetto a adesso veramente, prima di inzupparsi un campo deve piovere per giorni e giorni, e appena smette il campo drena benissimo. La Roma vince 2-0, si mettono subito bene le cose per i giallorossi, gol di Del Vecchio al primo minuto, e alla fine del primo tempo arriva il raddoppio anche di Damiano Tommasi, e quell'esultanza di Tommasi con la faccia tutta sporca di fango, tutta bagnata, è un po' sapete, quelle 2 o 3 fotografie che al termine di un campionato vinto si mettono come copertina proprio dello scudetto. Ecco, sicuramente tra qualche esultanza di Batistuta e l'esultanza di Totti nel Roma-Parma dello scudetto c'è sicuramente l'esultanza di Tommasi nel pantano di Bergamo. 2-0 per la Roma. La Roma, pensate che alla fine di quella giornata lì, complice il 3-3 della Juventus contro la Fiorentina, vi leggo la classifica, perché la Roma è in testa con 32 punti, la Juventus è seconda a 24. Pensate che l'Atalanta comunque, nonostante la sconfitta, è terza in classifica con 22 punti, quindi comunque questo a testimonianza anche del grande campionato dei bergamaschi. Vi faccio vedere intanto, proprio perché ho letto la classifica, vi faccio vedere il gol di Tommasi di cui vi parlavo poc'anzi. Eccolo qui, la stoccata vincente di Tommasi, che non segnava tanto, però qualche gol lo faceva. E questo è un po' tutto il tabellino della partita, tutto il servizio del Guerin Sportivo di quel 7 gennaio del 2001 e di questa vittoria molto pesante in tutti i sensi della Roma in casa dell'Atalanta. E vi faccio vedere anche l'album di Calcio 2000 che vi ho portato la settimana scorsa, ma forse è più semplice dell'album Panini perché ha solo 2 pagine. Vi faccio vedere le 2 squadre. L'Atalanta l'avevamo vista anche l'altra volta, io ve la rimostro un po' così per dovere di cronaca, e vi faccio vedere la Roma, che ovviamente la Roma poi a fine anno campione d'Italia, e come vi ho detto quella vittoria lì è stata molto pesante e molto importante. Ecco qui la Roma che vinse lo scudetto, ad oggi l'ultimo nella storia giallorossa, eppure l'ultimo che si sia vinto nella città di Roma. Chissà quanto tempo passerà per rivederne un'altra. Io non vivo più a Roma, vivo leggermente in provincia. Vi assicuro che vivere uno scudetto della Lazio e uno scudetto della Roma, per chi non è laziale e romanista, è un pochino pesante. Dopo qualche settimana non si sopportano più. Comunque,
glielo auguriamo lo stesso. Alla fine dell'anno Roma vincitrice dello scudetto e Atalanta settima in classifica, a un passo dalla Coppa UEFA. Comunque un campionato veramente con i fiocchi per l'Atalanta di Vavassori. Questa è la partita della settimana, vedremo come andrà a finire Atalanta-Roma in questo fine settimana di campionato. Vi aspetto domani con il contropodio, con altre cose che riguardano il Milan. No, i contropodi l'abbiamo già fatti, con qualcos'altro che riguarda il Milan, e la prossima settimana con un'altra partita dove andremo, io già lo so e voi lo scoprirete sabato prossimo, sempre a quest'ora, sempre alle 13, sempre su questo canale che è lo Scrigno del Calcio.